Benvenuti a Tango, il talk show che cambia il ritmo delle notizie. Questa settimana una puntata decisamente particolare, abbiamo visto in apertura alcune splendide immagini di imprese sportive e questa sera parleremo in effetti di un tentativo di entrare nel Guinness dei primati, un tentativo che sarà fatto in mare ed ecco perché qui davanti a noi abbiamo uno splendido kayak K2 che sarà il mezzo attraverso il quale si tenterà di entrare nel Guinness dei primati. Allora andiamo subito a conoscere gli ospiti di questa serata. Beh, noi lo abbiamo già visto ampiamente nelle immagini, lo ritroviamo qualche anno forse più avanti nell'età, ma sempre in splendida forma. Roberto Barbieri, 57 anni, di Noventa di Piave. E poi abbiamo un nostro amico, lo abbiamo visto tante volte qui sugli schermi di Tango, il dottor Paolo Madeschi. E proseguiamo con l'altro protagonista di questo tentativo di entrare nel Guinness dei primati e con noi Riccardo Cuzzolin. Ci tiene a precisarlo, 30 anni, fra poco 31, di San Donà di Piave. E ancora ospite con noi, lo ritroviamo a distanza di 7 giorni per parlare ancora di sport, l'assessore allo sport del comune di San Donà, Ornello Teso. Buonasera. Questa sera abbiamo davvero tanti ospiti, abbiamo il piacere di avere con noi anche il giudice arbitro che fu colui che certificò uno dei primi record di Barbieri nel 1994, Silvio De Zanchi. Buonasera. Silvio De Zanchi, membro della Federazione Italiana Canoa Kayak. E dopo, tra i vari soggetti che affiancano Barbieri e Cuzzolin in questa impresa, abbiamo il piacere di avere con noi anche il presidente del Panathlon International Club Portogruaro San Donà, Bruno Giuseppe Moretto. Buonasera. E dulcis in fondo, e qui al mio fianco abbiamo Renzo Partel, membro della Nazionale Comitato Paralimpico di Barca a Vela classe Sonar. Ciao a tutti. Buonasera e benvenuto anche a te. E allora, dicevamo che questa puntata è dedicata a parlare di un tentativo di entrare nel Guinness dei primati. E allora, parliamo proprio con uno dei protagonisti di questo tentativo, Roberto Barbieri. Roberto, ci illustri qual è il vostro progetto, che cosa tenterete di fare? L'idea è quella di fare il nuovo record e quindi farlo sulla distanza dei 205 km in mare aperto. Diversamente dalle immagini che abbiamo visto dei primi due, questo verrà fatto con la tripla traversata del mare Adriatico. Quindi partiremo dalle coste italiane, in una località tra Jesolo e Caorle, per arrivare nelle coste slovene di Portoroso e Pirano. Proseguiremo verso Muggia, riattraverseremo l'Adriatico di notte per arrivare appunto a Tagliamento, scenderemo verso Caorle per poi ritornare in acque slovene nell'ipotesi dell'arrivo di Pirano. L'altra ipotesi è quella, sempre partendo dall'Italia, di fare un circuito all'incontrario e fare l'arrivo sulle coste veneziane tra Caorle e Jesolo. Ecco Roberto, questa sera abbiamo anche con noi portato una cartina geografica proprio per cercare di illustrare un attimo il tracciato, non so se vuoi andare a segnarlo. Io nel frattempo ne approfitto per presentare anche colei che mi darà una mano questa sera. Con noi c'è Sara Giordano, Sara che indossa una maglia particolare perché Roberto ci ha illustrato quale sarà il tentativo di Guinness dei primati. Beh, quella sarà la maglia con cui tenteranno di battere questo record. Sara, buonasera. Buonasera. Ci vuoi ricordare gli appuntamenti? Sì, e allora io vi ricordo che ci potete vedere anche domani mattina in replica alle 10:30 su questa stessa emittente e che se volete scriverci potete scrivere a redazione @tangoshow.tv. Grazie Sara, nel frattempo il nostro Roberto Barbieri è arrivato alla postazione carta geografica e allora vediamo di tracciare su questa mappa del Golfo di Venezia quale sarà il percorso della vostra impresa. Ipotizziamo la partenza da Jesolo, quindi una prima traversata ci porterà nel Golfo di Portorose e sono circa 35 miglia marine. L'idea è quella di arrivare a Portorosa intorno alle 10 di sera per poi proseguire di notte su verso Pirano,
Muggia e attraversare verso Punta Sdobba e arrivare alla foce del tagliamento. Questo è il secondo pezzo della seconda traversata. A questo punto riportarci verso Pirano e poi il rientro su Jesolo. Ecco, questa è una delle due ipotesi con l'arrivo a Jesolo. Le difficoltà sono quelle certamente della notte, e abbiamo gran parte del nostro percorso che è in mare aperto. Avete già ipotizzato una data possibile per effettuare questa impresa? Chiaramente bisognerà anche basarsi sulle condizioni meteo. Sì, ecco, ne approfitto per dire che il 10 luglio, questa è una data fissata e ci devono essere le condizioni, faremo una traversata di allenamento partendo dalla cittadina croata di Novigrad e arriveremo verso Caorle, una traversata di una ottantina di chilometri, in occasione di una manifestazione Nuotiamo Insieme che fanno a Caorle a sostegno anche dello sport e dei ragazzi disabili. Per quanto sarà una sorta di tentativo di prova, di allenamento? È un signor allenamento. E la gara invece, nostra intenzione è farla tra l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto, nel momento in cui arriva l'anticiclone, quindi abbiamo quei 4, 5, 6 giorni di tempo stabile, perché il mare Adriatico, essendo un mare poco profondo e chiuso, è in realtà un mare molto brutto che cambia continuamente, quindi tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Ecco Roberto, un'ultima cosa per dare un'idea a chi ci ascolta, a chi ci vede, di quale sia la difficoltà di questa impresa. Ci vuoi dare qualche numero? Quanto tempo starete in mare? Quante pagaiate darete? La prima difficoltà è che è una non stop, e quindi una non stop significa che non c'è nessuna possibilità di riposo, tranne quei 5 minuti ogni ora che possiamo utilizzare per dissetarsi, per mangiare qualcosa, per sistemarci. Dopodiché noi andremo via a una velocità attorno alle 4 miglia e qualcosa nel corso della giornata, scendendo un momentino intorno alle 3 miglia e 5, 3 nodi e 5, 3 nodi e 8 di notte, a un ritmo tra i 60 e i 65 colpi al minuto in acqua. Se rapportiamo i 60 colpi al minuto nell'arco delle 30 ore, sono circa 110.000 colpi in acqua di pagaia consecutiva in 30 ore. Quindi, questo è giusto per dare ai nostri telespettatori proprio l'idea della difficoltà dell'impresa che andrete a fare. Tanti soggetti che vi daranno una mano. Roberto, intanto ti ringrazio, puoi tranquillamente tornare a sederti qui con noi, e io voglio coinvolgere colui che ti affiancherà in questa impresa. Nel primo record nel 1993 non c'era lui, però ormai sono diversi anni che pagaiate assieme. Riccardo Cuzzolin, allora, pronto per questo tentativo? Pronto? Non ancora, nel senso che abbiamo davanti a noi ancora 6 mesi di allenamento. Ovviamente entrambi siamo atleti costantemente allenati, però l'allenamento specifico d'ora in avanti proseguirà con allenamenti di corsa a piedi, con allenamenti di potenziamento in palestra, con allenamenti specifici in barca che ci porteranno ad avere le capacità adatte a sostenere uno sforzo di tale intensità. E nel proseguo della trasmissione parleremo anche con il dottor Madeschi proprio di come ci si prepara per poter affrontare un'impresa di questo tipo. Io però vorrei coinvolgere subito il nostro giudice arbitro Silvio De Zanchi. Insomma, come si certifica un record? Lei lo ha fatto nel 1994 proprio con Roberto. Spieghiamo che è una cosa particolarmente rigida. Sì, infatti non devono scivolare fuori dal regolamento che dà il Guinness dei primati. Se il Guinness dei primati prevede che ci sono 5 minuti di riposo ogni ora, al limite possono saltarla e raccoglierli per portarsi avanti col tempo, però devono essere rigidamente in barca sempre, non devono mai scendere, devono fare tutto in barca. Voi seguirete l'impresa passo dopo passo su una barca a appoggio? Sì, non so chi sarà il designato, perché la designazione arbitrale la dà la direzione arbitrale canoa della Federazione Canoa, potrei essere io come qualche collega, comunque passo dopo passo, minuto dopo minuto, giorno e notte, sempre in piedi con loro.
Una volta che si è certificato questo record, poi c'è anche l'iter per arrivare C'è un un verbale che passa al CONI, un verbale che passa al Guinness dei primati, dove dopo loro lo vanno a abilitare. Insomma, come capite si tratta quindi di un'impresa certificata, di un'impresa che viene proprio seguita passo dopo passo. Come ogni settimana abbiamo ricevuto in questi giorni diverse email da parte dei nostri telespettatori che a conoscenza del tema della puntata ci hanno posto una serie di domande. La nostra Sara Giordano le ha selezionate. Allora Sara, ci leggi una domanda? Sì, allora Luca da San Donaci chiede: che cosa vi spinge ad affrontare una impresa del genere? Credo che sia la madre di tutte le domande. Roberto Barbieri, che cosa ti spinge a un'impresa di questo genere? A questo punto mi permetto di integrare: che cosa ti spinge dopo 14 anni a riprovarci? Molti anni fa c'era un personaggio, è apparso sulle cronache dei giornali anche recentemente, credo 1 o 2 anni fa, un tale Donaggio che ha attraversato il mare Adriatico a nuoto da Rovigno, credo a Venezia. E la cosa, ero ragazzino, mi ha colpito e ho sempre pensato a quali sono in realtà le potenzialità e i limiti della persona. Credo che le persone si fanno molti limiti che in realtà non ci sono. Per cui la curiosità di capire i limiti, meno sotto l'aspetto sportivo miei, mi ha portato a pensare ad uno sport che non avevo mai praticato. Ho cominciato a praticarlo il 31 dicembre del 92 di pomeriggio in canoa e 7 mesi dopo abbiamo fatto la prima traversata. Cioè conoscere... Poi ho passato da calciatore, se non ricordo bene. Anche un po'. E quindi la conoscenza di me stesso, scoprendo poi che le persone hanno tante risorse che nemmeno sanno di avere. Riccardo. L'idea di un Guinness non mi aveva mai sfiorato la testa fin prima di scendere in barca con Roberto. Io ho un passato di judo e ancora continuo e comunque di agonismo. Poi e comunque sono un atleta. C'è stato un anno in cui Roberto mi ha chiesto: ci stai? Io ho detto certo, dimmi a far cosa. E da lì sono iniziate le nostre avventure in mare, era il 2007. Abbiamo incominciato con una traversata da Umago a Jesole, risalito poi il Piave fino a Noventa, e in ore e ore di allenamento si è cominciato a fare un po' discorsi strani, incominciava a mettermi questo tarlo nella mente che era un nuovo record. Anno dopo anno rinforzava quest'idea finché quest'anno... Hai ceduto. Finché quest'anno, come nel 2007, mi fa: ci stai? Certo, a far che cosa? Facciamo il record quest'anno. E quindi siamo qui a organizzarci e allenarci. Tipico di Roberto. Tra l'altro adesso dico una cosa, spero Riccardo che dopo a telecamere spente non me ne vorrai male, ma Roberto mi diceva che tu sei davvero un giovane promettente e diceva: chissà, fra qualche anno potrebbe provare il tentativo del Guinness dei primati nel K1, quindi in solitaria. Ce lo facciamo? Guarda, un pensierino? Ogni anno Roberto su interviste o cose mette sempre un piede avanti all'anno successivo. Un quarto d'ora fa, prima di iniziare la trasmissione, gli ho detto: Roberto, per questa sera sta zitto e lascia stare il 2012 o il futuro. Roberto non sapeva che ci sarei stato io a mettere il non eravamo d'accordo, non eravamo d'accordo. No, no. Assolutamente, non non mi aveva d'accordo. accennato nulla.